afflitto, preoccupato. Signore, ogni domanda che tu possa rispondere, che tu possa, Signore, stamattina ricevere le lodi, la nostra preghiera. Signore, che niente venga a impedire la nostra preghiera, che possiamo, Signore, perdonarci, che possiamo, Signore, servirti. Oh Padre, aiutaci a essere ogni giorno più simile a te, a essere veramente i tuoi discepoli, come dice la tua parola. Pulisce i nostri cuori, la nostra bocca. Signore, che tu possa mettere una guardia in ogni lingua, perché possiamo essere vigilanti in quello che parliamo. Ma soprattutto, Signore, che tu possa purificare i nostri cuori, perché è da dove provengono le guerre, ma anche da dove proviene la tua benedizione. Quando tu, Signore, semina il seme del tuo regno ogni cuore, e se noi, Signore, permettiamo, questo regno crescerà e si espanderà e arriverà anche a quelli che sono attorno a noi. Signore, benedice questa città, benedice, Signore, l'Italia, benedice, Signore, il mondo, perché loro possano comprendere, capire e ricevere il tuo messaggio di salvezza. Benedice ogni missionario, tutte le basi missionarie, Signore, che tu possa operare stamattina, che tu possa benedire ogni fratello operante nella tua casa. Ti ringraziamo. Benedice, Signore, stamattina questo culto per la gloria del tuo santo nome. Amen e amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli. Un saluto a quelli che ci vedono su internet. Che Dio vi benedica. Desidero molto che ognuno ci sia presente e che possiamo lodare insieme al Signore, perché Lui è degno. Alleluia. Gloria al Signore. Lodiamo 250. Gesù trovai l'amico. 250. Alleluia. Gloria al Signore. In Gesù trovai l'amico che è tutto fedeltà, la sorgente di bellezza e dell'amor. Egli porta la bandiera di grazia e di beltà, il compiuto desiderio del mio cuore. In tutte quelle prove che incontro su calmi, la sua mano mi sostiene con virtù. Il bel giglio della valle, la stella del mattino, è colui dal nome dolce di Gesù. Ha portato i miei dolori, la penna del mio mal, il suo dorso lacerato fu per me. Cinto di crudeli spine fu il capo suo regal, e salvezza ottenni per la sua mercé. Anche se son tentato, proseguo fino al fin, che con Cristo giungerò di lassù. Alleluia, il bel giglio, la stella del mattino, è colui dal nome dolce di Gesù. Con me la sua presenza non farà mai mancare,
mi protegge d'ogni lato notte e dì. Sotto l'ombra del suo amore mi fa ricoverare e gioir per la grand'opera che compì. Poi quando su nei cielo davanti al tron divino vou a goderlo nei diletti di lassù. Il bel giglio della valle, la stella del mattino, è colui dal nome dolce di Gesù. Alleluia. Lodiamo ancora, fratelli. Ventisei. Glória a Dio. Alleluia. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera manna, verità perfetta, son sicuro che contento Lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio, dai fedeli ogni ora benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo conduttore, in cui vivo e vivon tutti quanti gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amen, fratelli. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Questo mese di settembre noi ogni domenica avremo un culto di risveglio spirituale. Domenica il 6 sarà, il 7 sarà la nostra Santa Cena e altre domeniche saranno queste domeniche di risveglio spirituale. Stiamo clamando per un risveglio spirituale, a cominciare in noi, perché la Chiesa molte volte si è abituata a un programma che è molto simile a un spettacolo, e la mia preghiera di risveglio è che la Chiesa torni al culto, a offrire un culto al Signore, che non ha bisogno di un gruppo, che non ha bisogno di un palco. Abbiamo tutto qui, ma non è questo la causa del nostro culto, perché il culto esce di qua, è un'offerta, la nostra lode. La mia preghiera durante la notte è: Signore, che noi possiamo sentire la Tua presenza nelle cose semplici. Quando ci riuniamo per pregare insieme, giovedì eravamo a Pisa, ma una presenza del Signore. Mercoledì eravamo qui nello studio biblico, una presenza del Signore. Martedì eravamo nello studio biblico a Scandisci, una presenza. Eravamo in pochi,
ma c'era la presenza. Ci sono persone che stanno essendo tirati da un programma, da una struttura, dal visuale. E la mia preghiera è che la Chiesa torni a essere tirata, attratta, si dice così, dallo spirituale, dal potere di Dio. Amen? E noi pregheremo che possiamo sentire questo potere. Amen? Mettiamoci in piedi, facciamo questo clamore. Vorrei invitare la Josiane, la missionaria Josiane, che abbiamo una preghiera ogni mattina a Scandisci, dalle 9 alle 11. E cominceremo questa settimana qui. Nessuno può dire niente. Chi ha il bambino per portare alla scuola è fattibile, perché lascia il bambino, vieni qua, prega e dopo torna, sarà a casa per il pranzo, dalle 9 alle 11. Alla fine del culto dirò il giorno che sarà in questa base qua. Pace a tutti. Preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor Jesus amado, para buscar a Ti. A Tua presença, Senhor, é indispensável nas nossas vidas. Precisamos, Deus, da Tua presença, para que o mundo veja, Senhor Jesus amado, Tu em nós. Deus, a Tua igreja clama, Senhor, revelo espiritual em cada crente, meu Senhor. Visita aqueles que estão em casa, sem força, sem vontade, sem alegria no coração, Senhor Jesus amado, sem prazer de estar aqui na Tua casa para Te adorar, para Te exaltar, Pai, porque esta casa foi oferecida a Ti, Senhor, casa de oração. Como aquela arca, Senhor, representava a Tua presença, Deus. Que comece em nós, Senhor, este avivamento, Deus. Oh, Jesus querido, a Tua igreja clama, Senhor, por este poder, Senhor, Jesus amado, que está, Senhor, nas Tuas mãos. Meu amado Salvador, Pai, a Tua igreja estava orando, Senhor, e as portas, Senhor Jesus, foram abertas. Os ferrolhos, Senhor Jesus amado, foram abertos. Os cadeados se abriram automaticamente. E o Teu servo pôde sair daquela prisão, meu Senhor. A Tua igreja, Senhor Jesus querido, nesta hora clama, Deus. Oh, Jesus, a Tua palavra diz que a oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo, Senhor Jesus, chega no trono da graça. Que haja, Senhor Jesus querido, este avivamento nas nossas vidas. Pai, revela em nós o que precisa ser mudado. Para que, Senhor Jesus, esse avivamento chegue no meio de nós. Tire, Senhor, tudo que há em nós que não te agrada. Oh, Senhor Jesus, Tu tem esta liberdade. Faça, Senhor Jesus, algo novo, Pai. Oh, meu amigo fiel, na tua igreja, aqui na Itália, em todos os países, todas as bases, que haja avivamento, meu Pai amado. Este avivamento que Joel já falava lá antes de tudo. Tu és o mesmo, Senhor Jesus querido. O Teu poder não mudou. A Tua palavra nos diz: passarão o céu e a terra. Mas a Tua palavra não muda, Senhor. Isto está valendo para nós, Senhor. Este avivamento não foi passado, mas é presente, Pai, porque Tu és onipotente, onipresente e eterno. O Teu poder não mudou, Jesus. Derrama sobre nós o avivamento espiritual. Jesus, aqueles que estão sem força,
receba força, Andarai, para chegar aqui, te adorar, te buscar e sentir a tua presença. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados no poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão tristes, que toda tristeza saia do coração. Que a tua alegria, Pai, seja a nossa força, como é o tema deste ano, Pai. Que esta alegria, Senhor, esteja no coração de cada um, Senhor Jesus querido, dos teus filhos e das tuas filhas aqui em Pisa, em Monte Chervoli, e toda a base missionária, Jesus querido, que este vento pentecostal, Senhor, seja derramado nas nossas vidas, Deus amado. Tire, Senhor Jesus, toda a cinza. Muitas vezes, Senhor, tem cinza nos nossos corações, mas o fogo só pega quando não há cinza, Deus. Tire toda a cinza, Senhor, do nosso coração. Revela em nós, Senhor, que precisamos, Senhor, mudar. Continua com tuas mãos estendidas, Senhor, sobre essa igreja. Que haja batismo com o Espírito Santo. Que o poder pentecostal contamine um aos outros. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos ser tocha acesa, sem nenhuma cinza. A tocha para estar acesa precisa abanar, tirar as cinzas, Deus. Tire, Senhor, toda a cinza, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar, Senhor, como tu queiras que estejamos. Pai amado, clamamos, Senhor, por este poder, por este avivamento, Senhor Jesus amado, que tu já derramaste. Agora depende de mim, Senhor, em buscá-los. Meu Senhor, nos ajude a ter nas nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito, para que possamos, Senhor Jesus amado, ser chamado de igreja. Oh, Jesus, ponha, Senhor, Jesus querido, nos ajude, Espírito Santo, a produzir nas nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito, para que possamos subir, para que possamos receber, Jesus amado, este fogo. Oh, Senhor Jesus querido, tu já derramaste. Tu já fizeste tudo, Jesus. Já morreste naquela cruz, quando nós não merecíamos. Quando o Senhor Jesus querido, meu Pai amado, e Senhor Jesus, depende agora somente de nós. Oh, meu Pai, trabalhe, Senhor, nos corações. Toque, Senhor, que não seja a minha voz. Que não seja a minha voz, nem o meu falar, Jesus. Mas que seja tu, Senhor Jesus amado, falando para a tua igreja. Porque a minha voz, Senhor, não alcança onde a tua alcança. Não faz o efeito que a tua faz. Mas tu és o Deus, Senhor Jesus amado, que tem usado, Senhor, a tua igreja pela tua misericórdia. Pai, fica conosco. Continua com tuas mãos estendidas, Senhor Jesus amado, neste lugar. Te pedimos e te agradecemos já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Alleluia. Gloria a Dio. Lodiamo la seconda Isa. Lodiamo al Signore perché Lui è qui in mezzo a noi. Alleluia. Se tu puoi, continua in piedi. Se tu hai salute, se tu hai forza, continua in piedi. Chi non può anche stare seduto adorando il Signore, però approfittiamo questo momento per offrire al Signore la nostra lode, per alzare le nostre mani, per parlare con Lui, per adorarlo.
Alleluia. Tu senti che Dio è qui in mezzo a noi? Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando, tu puoi sentirlo. Cantiamo ancora, Dio è qui. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che, alleluia, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando, lo puoi sentire. Spirito, riempi la mia vita, Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Chiedi col tuo cuore. Spirito, riempi la mia vita, Spirito, riempi, alleluia, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, perché sei l'unico che è degno, l'unico che è degno di ricevere, alleluia, l'onore, la gloria, la forza. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Chiedi ancora. Spirito, puoi cantare, puoi chiederlo, alleluia. Spirito, riempimi del tuo potere, riempimi del
tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, davanti al tuo altare. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Stanco di In piedi come stiamo leggiamo la parola di Dio, fratelli. Vangelo di Gesù secondo ha scritto Luca. Luca. Gloria a Gesù. Gloria. Eccolo qua. Luca, capitolo di numero 9.
versetto 18. Luca capitolo 19, versetto 18. O capitolo 9, versetto 18. Alleluia. Mettiamoci tutti in piedi, i bambini, i grandi, i piccoli, tutti, perché è la parola del Signore. Penso che nessuno ha un dolore più grande del mio oggi qua. Leggiamo la parola. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, ed egli domandò loro: chi dice la gente che io sia? E quelli risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, e altri uno dei profeti antichi che è risuscitato. Ed egli disse loro: e voi, che dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Amen. Preghiamo in questo momento per l'opera del Signore, per i miei fratelli che sono in ogni base missionaria. Oggi ci sono i culti in diverse basi missionarie di Sheadami. Ti preghiamo per ogni culto, ogni fratello, ogni operaio, perché il Signore possa continuare a benedire la sua Chiesa e il suo popolo. Io vorrei ringraziare ai fratelli che fedelmente mantengono l'opera del Signore. In questo momento noi pregheremo anche per la raccolta delle decime e delle offerte, perché il Signore possa benedire il suo popolo. È vero, fratelli, che molte volte noi vediamo un cielo grigio, come se non avesse un sole dietro quelle nuvole, ma la tempesta passa, il giorno buio passa. Importante è che il Signore è stato con noi e è con noi sempre. Giovanni 15,5 dice: senza di me non potete far nulla. E veramente senza Lui noi non possiamo far nulla. Quindi preghiamo perché ognuno di noi possa avere nel cuore il desiderio, la gioia di servire al Signore, perché noi non serviamo a una struttura. Parlavo proprio mercoledì questo qui, quando Gesù stava parlando ai discepoli, loro facevano vedere i tempi, gli edifici del Tempio, perché la loro vanità, l'orgoglio giudeo era il Tempio. E Gesù, che prevedeva già il futuro, sapeva che quel Tempio veniva distrutto. E ha detto: non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. E Gesù diceva: tutto passa. Era quello che Gesù voleva dire. La vostra fede non deve essere fondata su queste cose. Non è una struttura, se la struttura è importante, anche se la struttura è importante, perché siamo un'organizzazione, ma soprattutto siamo un organismo vivente. E quindi che possiamo mantenere non la struttura. La nostra offerta non è solo per la manutenzione della luce, dell'acqua, dell'affitto. È una causa più nobile, perché se il Vangelo non è più nobile per un cristiano, io non so quale sarà la causa nobile per te. Perché vedete com'è il mondo si orgoglia o si vanta delle cause, ma Firenze sostiene una causa. Intesa São Paulo sostiene il Maier. Sono belle cause, non sto dicendo di no, ma la causa del Vangelo non è un ente come
una banca, lo Stato, tu puoi mettere la mano così nel tuo cuore? Sei tu questo agente di Dio. È la tua offerta che sta facendo la differenza. Il più grande sostegno della Chiesa non sarà mai io faccio serata gastronomica, io faccio tutto, fratelli, perché io sono uno che mi muovo, non mi piace stare a chiedere, io mi muovo, ma noi non possiamo escludere che il più grande sostegno della Chiesa è tramite la Chiesa. Perché Dio piace benedire il suo popolo e Dio vuole benedire il suo popolo e questo popolo sostiene la sua causa. Chi ha oro dia oro, chi ha argento dia argento, dà quello che tu hai. Dio non vuole altro che quello che tu hai, che tu puoi e che tu sai. Amen? Preghiamo al Signore ringraziando Dio per questa offerta, per questa decima che consegneremo nel suo altare. Se tu non hai una porta di lavoro, inginocchiati adesso. Se tu hai bisogno di un lavoro, chiedi bene questo lavoro. Se tu hai bisogno di un lavoro, inginocchiati. Se tu hai bisogno di una casa che tu paghi affitto, mettiti in ginocchio. Per Dio toglierti da questo affitto. Da tanti anni che tu paga quell'affitto, quella casa non è tua. Fratelli, noi siamo credenti. E del Signore è la terra e tutto ciò che è in essa. Fa un voto al Signore oggi. Fa un voto al Signore oggi. E onora il tuo voto al Signore oggi. Vorrei invitare la mia mamma Paola per fare questa preghiera. Saluto a Chiesa com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecendo esse grande privilégio de estarmos juntos, reunidos, Senhor, no Teu nome para Te adorar, Pai. E Te adorando também nesta manhã com os nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus grande, fiel, que provê, Senhor, todas as coisas, Pai. Tu conhece cada um, Senhor. Vai abençoando, Senhor, o salário, vai abençoando, Senhor, a vida de cada um. Tu conhece a necessidade, Jesus. Aquele que precisa de um trabalho, aquele que precisa de comprar, Senhor, a sua moradia, aquele que precisa ser fiel, meu Pai, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar fielmente na vida de cada um, daqueles que são fiéis, Senhor, que o Senhor venha multiplicar. Senhor, multiplique o salário para que, Senhor, não venha faltar nada, Senhor, na sua vida, Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, as bases missionárias, a missão, Senhor, que cada um tenha um coração voluntário para ofertar, Senhor, na tua obra, Jesus. Para que cada um, Senhor, seja alcançado, vidas sejam alcançadas, Senhor, pela oferta de alguém, Jesus. Porque este trabalho, Senhor, depende de um coração voluntário. Depende, Senhor, que Tu venha quebrantar os corações, abrir a mão daqueles, Senhor, que são apegados, Senhor, ao dinheiro, Jesus. Repreenda, Senhor, o devorador na vida de cada um. Vá, Senhor, trabalhando, Senhor, nesta manhã, abençoando a Tua obra, provendo toda a necessidade, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Accomodatevi, fratelli. Facciamo la raccolta. Io vorrei dire una cosa ai fratelli. C'è una missionaria che lei lavora con gli indigeni in Brasile, no?
E questa missionaria dice una cosa, che a volte una cosa non serve per noi a casa. Quel ventilatore che manca una ventola, quel mobile che manca un piede. E noi, quando vediamo una cosa ali a casa, diciamo: ah, serve alla chiesa. Serve a te? Perché a volte noi vogliamo solo smaltire e mettere nella chiesa le cose. L'offerta è molto seria. Un'offerta è molto seria. Io questa settimana sono andato a fare il versamento e c'era una banconota strappata. La banca non riceve. Quindi se non serve a noi, non servirà neanche per la chiesa. A volte noi sono le cose che facciamo che dimostrano il cuore che mettiamo in quello che facciamo. Io non sto a brontolare, io sto a insegnare la chiesa, perché a volte noi svuota a tasca e anche quelle monete che nemmeno servono, sono monete quelle nere già bruciate, a volte bruciate, non vedi né il numero, solo per mettere. No. La Bibbia dice che lui ama un donatore allegro. Se non è con gioia, tieni i tuoi soldi, compra di carne e mangia a casa. Dio vuole un'offerta che esca dal tuo cuore, che tu hai preparato, pianificata. Questa è la mia offerta di oggi, la domenica. Noi nemmeno ci prepariamo per l'offerta. Cerchiamo quello che abbiamo. No. Prepara prima la tua offerta di venire in chiesa. Organizzati. Perché anche questo Dio considera. Amen? Amen, chiesa? Gloria al Signore. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà.
in ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi prostro a te, io mi arrendo, ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi prostro a te, io mi arrendo, ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Alleluia. In ogni tempo sei fedele. Puoi dire anche se stai passando per momenti difficili. Alleluia, anche nella siccità, anche nella malattia, anche nella difficoltà. Puoi cantare. Alleluia. Canterò della tua bontà. Alleluia. In ogni tempo sei fedele. In ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Canterò della tua bontà. Nessuno si scandalizzerà, no? I bambini per la classe felice venite per la preghiera. Dove sono i bambini? Pega a minha bolsa ali, por favor. No final, daqui que desceu. Água que me desceu. Io ho preso la compressa e ancora qui, di travessa. Pega a menina. Vieni, Cimetina. Sophie.
Signore Gesù, in questo momento siamo qua nella tua presenza e vogliamo presentarti questi bambini. Gesù, che tu possa avere misericordia a loro. Pensavo stamattina proprio a loro. Quando molte volte tu ci fidi cose importanti, ma dacci un cuore, Signore, abbondante, dove l'egoismo non ci sia, e che noi possiamo dare anche a loro la possibilità di conoscerti, portandoli alla tua presenza e insegnando la tua parola. Oh Signore, aiutaci in ogni cosa, benedice questa lezione, che tu possa guidare questa lezione oggi lì, che tu possa, Signore, abbattere ogni fossa e tutto ciò, Signore, che si è alzato contro questi bambini, che tu possa rompere l'arco, spezzare la lancia e bruciare i carri dell'esercito del nemico contro di loro. Nel nome di Gesù, che la tua presenza riempia quella stanza come è con noi qui, e che la maestra sia guidata dal tuo spirito nel parlare, a pregare per loro, e che miracoli succedano all'interno come succederanno qui, nel nome di Gesù. Amen. Bebê, vieni con pastore. Alleluia. Io pensavo, fratelli, proprio ai bambini stamattina mentre mi sistemavo, che esiste nei nostri cuori un atteggiamento molto egoista. Noi faremo una evangelizzazione il 15, è una mattina, un lunedì mattina, sarà una sfida grande, perché noi saremo davanti alla scuola evangelizzando questi bambini, no? E il tema è lasciate stare i bambini e che loro possano venire a me, e non impediteli di venire a me, perché di coloro è il regno dei cieli. Io penso molto su questo, molto, di come Dio ci fida delle missioni. Oggi è un culto missionario e i figli è una missione. I figli sono una missione molto importante. E quando noi pensiamo, io con questi anni di un po' di esperienza, vedo che molte volte noi negligenziamo i bambini per causa nostra, per causa del nostro piacere o del nostro volere o della nostra testa, e mettiamo loro in situazioni difficili. Io penso, Pastore Roberto un giorno mi ha detto così, sentite bene questo, dopo questo minuto di insegnamento entro nel messaggio. Pastore Roberto un giorno mi ha detto così: nella mia casa, miei figli, le mie figlie, la mia moglie, non mi hanno mai sentito parlare male di nessuno. Quella parola mi ha impressionato. Mi ha impressionato quella parola, perché questo è solo un esempio, non è tutto. La maldicenza. A volte noi siamo a casa e cominciamo a parlare male di una persona, e i figli sono lì attenti, no? Perché loro giocano, fanno tutto, ma è vero o no?
sono attentissimi. E quando la persona incontra quell'altra che stava parlando male, abbraccia. Oh, come stai? E i figli che vedevano parlare male a casa stanno vedendo adesso un abbraccio e rimangono come? Confusi, male. Perché in testa mia io penso, come mai questa persona non vale nulla e adesso la mamma e il papà è così, abbraccia e fa tutto? È vero o non è vero? Dobbiamo avere una vigilanza e una prudenza, sì o no? Cosa stiamo insegnando ai nostri bambini? Se per noi la priorità non è il Signore, e per loro sarà? Se loro non vedono in noi la priorità per cercare il Signore, non impareranno. E chi ha figli corre il rischio di avere figli peggio, perché il mondo insegna ancora peggio. Se tu a casa insegni bene la parola, tutto, quando tu vai in chiesa, tu ricevi la parola e dopo a casa, e quando loro vanno alla scuola, ricevono tutto il contrario, sì o no? È difficile o no? Tu insegnando il giusto. Immagine se tu insegni di modo sbagliato. Quindi, io vorrei dire ai genitori, lasciate stare i bambini e non impediteli. Perché sarà un preço per chi sta impedendo che i bambini imparino, crescono e ricevono il Signore. Dobbiamo fare attenzione, amen? È questo il minuto di insegnamento di oggi. Alla fine tu parli. No, approfitta già qua. Già che stiamo parlando di bambini, Priscilla porterà questo testo. Pace a tutti. Io vorrei, prima vorrei ricordarvi, il pastore ha parlato la settimana scorsa su questo libro che abbiamo creato per i bambini, stilo Bob Goods, penso che i bambini sapranno benissimo cos'è, che parla della traiettoria di Gesù dalla sua nascita fino alla sua risurrezione. Ok? Abbiamo prodotto, abbiamo fatto noi, abbiamo stampato la prima volta, abbiamo già corretto le cose che dovevano essere corrette e useremo anche nella evangelizzazione per i bambini che faremo nelle scuole. Quindi quando tu dà un'offerta per avere questo libro, tu stai contribuendo con un progetto che abbiamo per i bambini di produrre più materiali, più cose per i bambini perché loro possano essere circondati di cose che edificano, perché tante volte spendiamo tanto in questi libri, queste cose, con disegni, con cose che non edificheranno, che non portano un messaggio biblico. E questo qui è un libro che parla. Quando io ho detto anche a Scandisce, non tu puoi acquistare uno per evangelizzare, puoi dare di regalo a qualcuno, perché non hai bisogno di dire niente. Qui parla che Gesù è nato e che Gesù è morto, ma non è rimasto morto, è risuscitato. Quindi questo è già un'evangelizzazione. Con questo il bambino, quando dipinge, quando colora, capisce che il nostro Gesù
è vivo, che ha fatto miracoli, che è cresciuto come un bambino, ma è risuscitato come un Dio. Quindi tu puoi usare anche per evangelizzare altri bambini, acquista per il tuo e acquista per un altro, perché tu possa non solo contribuire con un nuovo progetto, ma anche contribuire con un bambino che lui possa anche essere evangelizzato. Amen? La contribuzione è da 5 euro, se vuoi dare di più puoi dare, ma da 5 euro noi abbiamo ancora di questi libri. E questo qui voi riceverete alla fine. Questo qui voi riceverete alla fine. Abbiamo prodotto, io e la Giamila abbiamo fatto. Non immaginate quanto lavoro è per fare un libro, per fare una cosina così semplice, per fare una rivista mensile che i nostri bambini hanno tutto il mese, è già pianificato. Il mese di settembre il tema è questo qui: Dio si prende cura di me. Ogni domenica impareranno un personaggio che Dio ha preso cura, tutto quanto, e abbiamo fatto noi tutta la rivista, tutte le cose. Tra tante cose che noi abbiamo già come obiettivo, come compito, noi abbiamo anche questo, quindi potete credere che è un bel lavoro, ma io so che non è invano se voi anche mettete in pratica. Questo qui è un libretto perché voi potete avere un momento con i vostri bambini. Nel sabato, scegliete il momento migliore, ma nel sabato la famiglia si riunirà per studiare. Sono piccoli devozionali, sono piccoli messaggi che tu potrai anche sviluppare a casa. Quindi quando apri qui viene l'ultimo sabato, però se apri ancora c'è il sabato con la data. Ogni sabato c'è un versetto e un spoiler della lezione della domenica. Quindi non posso leggere se non prendo troppo tempo, ma nel sabato 6 parleremo, vediamo se mi ricordo, di Elia, di come Dio si è preso cura di Elia dando da mangiare di giorno e di notte. Loro impareranno la storia di Elia nella stanza felice. Ma qui ho scelto un versetto che parla che Dio sazia la fame degli uomini integri. Salmo 37: il Signore conosce il giorno degli uomini integri, la loro eredità durerà per sempre, non saranno delusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Quindi questo versetto, poi c'è un piccolo messaggio, c'è anche una piccola attività per il bambino, tu farai in famiglia. Nell'ultimo sabato c'è un'attività per tutta la famiglia. Tutti devono prendere un cuore grande, dentro di un cuore grande farete a casa, dentro di un cuore grande cuori piccoli, e direte, ognuno della famiglia dirà come Dio ha preso cura della tua famiglia in quello mese. Sarà un momento di ricordo e di gratitudine. È un momento molto importante perché la famiglia, è bello che la famiglia sia insieme per mangiare, sia insieme per uscire fuori, per fare i compiti della scuola che devono fare, ma non si trova mai il tempo di studiare la Bibbia insieme. Questo qui è una spunta, è un aiuto, perché poi dopo, durante tutta la settimana, voi potete fare con i vostri bambini. Ma questo qui è un spoiler. Loro potranno domandare, ma chi è Elia? Come mai Elia? Tu potrai dire Elia. Su Elia tu studierai domani nella stanza felice. Oggi noi parliamo sulla cura di Dio alle persone integri, no? Come Dio si prende cura delle persone integri. Quindi un momento per stare insieme, per sviluppare la parola di Dio nella vostra casa. Amen? È molto importante la vostra partecipazione. Non potete lasciare il compito soltanto alla Chiesa. Il compito Dio ha dato a voi perché voi avete generato i vostri bambini e noi aiutiamo. Amen? Amen? Complimenti. Fratelli, io dirò una cosa. C'è la classe per gli adolescenti. A volte io rimango male. Perché
la causa del Vangelo deve essere la nostra vita. E questo che stiamo facendo è proclamare il Vangelo ai bambini. È come se i bambini non avessero valore, e loro hanno valore. Quindi, un libro di questo, non sapete quante notte Priscilla non mi ha lasciato dormire, perché se c'è la luce accesa io non dormo. E lei lavorando sul computer, lavorando, scrivendo, vedendo ogni immagine, ogni cosa. Un lavoro gigante per promuovere qualcosa nel regno di Dio per i bambini. E non c'è un apprezzo, come si dice in italiano questa parola? Un riconoscimento. E a volte noi non conosciamo nessuno, ma eu ho detto settimana scorsa, abbiamo qua il pacco alimentare, tanti bambini che vengono. Se tu non conosci nessuno, che io penso che è impossibile, tu puoi acquistare e dire: Priscilla, questi 10 libri io voglio donare per il pacco alimentare, per 10 bambini del pacco alimentare. E sarà consegnato a quei bambini. Sono cose semplici che a volte noi siamo disponibili a pagare una bolletta di 600 e tanto euro di gas. Non è che vogliamo, ma quando arriva si paga o non si paga? E perché nel regno di Dio noi non abbiamo questa disponibilità? Io giovedì dicevo: Signore, io non ho nessun problema che tu mi dia una macchina e dica a me: prendi questa macchina e dà a quella persona. Io non ho nessun problema, perché io non ho nulla. Se Dio mi dice di dare, io non ho problema, non sarò in confusione perché devo dare, no, perché sono sicuro che io sto seminando nel campo di Dio. A volte noi facciamo fatica di fare un'offerta per evangelizzazione, una donazione, una cosa. Signore, io voglio avere proprio per dare, dammi, io voglio avere proprio per dare. Signore, voglio avere una decima di 1.000 euro. Hai già chiesto al Signore? Perché a volte noi, perché facciamo tanta fatica, ma noi abbiamo la decima di 10 euro, non diamo. Come desideriamo quella di 1.000, di 100, se non siamo fedeli nel 10 euro? Entriamo nel messaggio. Io stavo meditando proprio in questo testo, essere num culto missionário hoje, quando Jesus ha domandato ai suoi discepoli: che dite che io sia? Voi che dite che io sia? Mi conoscete? Era questa la domanda di Gesù. Mi conoscete veramente? O viviamo insieme? O camminiamo insieme? Vorrei farvi pensare, nella nostra vita, quante sorprese abbiamo con le persone, che eravamo insieme o vivevamo insieme e abbiamo scoperto una cosa che non sapevamo, o abbiamo scoperto una situazione che era di nascosto. Ci siamo sorpresi con un'attitudine, con un atteggiamento nel percorso, nel tempo. Noi a volte diciamo: io sono sicuro che quella persona non direbbe mai questo, perché la conoscenza ci fa capire chi è la persona. Andare insieme ci fa capire chi è la persona, sì o no?
E quando noi abbiamo questo percorso, facciamo un percorso con le persone, noi conosciamo queste persone, conosciamo il suo modo, i suoi gusti, il loro desiderio, atteggiamento di come trattare certe situazioni. Se fosse il pastore, parlerebbe così. È così o no? Ah, se ci fosse Esme qua, direbbe così. Sappiamo più o meno già cosa la persona pensa, senza che parli, perché non ha bisogno di parlare, perché conosciamo. Gesù si è rivelato come uomo, 100% uomo, quando è venuto, incarnato, nato dalla Vergine. E lui nel suo percorso ministeriale ha scelto i suoi discepoli. Di quei discepoli lui era molto lieto, non perché erano perfetti, ma perché erano presenti. La differenza non è la perfezione, è essere presenti. La cosa che ha sconvolto di più Pietro non è stato il suo errore, perché Pietro era un uomo fallibile come noi. Ha tolto la spada, ha tagliato l'orecchio del soldato, ha fatto di tutto e di più. Ma la cosa che ha sconvolto è stata la sua assenza, quando ha rinnegato Gesù. Quello ha sconvolto Pietro. Lo stesso Pietro che in altri Vangeli ha dichiarato Gesù essendo figlio, e nel Vangelo di Luca dice: tu sei il Cristo di Dio. Lui conosceva bene Gesù, ma lui non era perfetto. Gli mancava la perfezione, come ci manca la perfezione. Nonostante ci mancava la perfezione, Gesù desiderava che Pietro e che tutti camminassero assieme, o insieme, o con lui. Gesù non ti vuole lontano, nonostante le tue imperfezioni. Possiamo ripetere di modo didattico questa parola? Gesù, più forte, Gesù non mi vuole lontano, nonostante le mie imperfezioni. Gesù non mi vuole lontano, nonostante le mie imperfezioni. Noi siamo diversi. Perché siamo diversi? Perché nel primo momento di una imperfezione stacchiamo, sì o no? Nel primo momento dove c'è una rottura, finita l'amicizia, non si cammina più insieme. Quante persone sono rimaste dietro? Perché noi diamo più enfasi in ciò che ci divide di che in ciò che ci unisce. Paolo scrive ai Corinzi e lui ci parla come corpo di Cristo,
come membro di un corpo, ciascuno di noi. Questo corpo spezzato sopravvive? No. Ci sono persone che stanno lontani e dicono: no, ma io faccio il mio devozionale, io sto con Dio, io servo Dio, io ho Gesù nel mio cuore, io amo il Signore. È come coda di... Come quell'animale che si chiama qua? Di lagartixa? Lucertola. È come coda di lucertola. Si taglia, si muove, ma non fa parte del corpo. Alleluia! Molte volte è così nella nostra vita. Ci muoviamo, ma non facciamo parte del corpo. Diciamo di essere vivi, ma non facciamo parte del corpo vivente. Perché? Perché i nostri difetti, le nostre differenze ci dividono. Non sopportiamo più. Interessante è che nel corpo ci vuole essere presenti, non assenti. Nel corpo ci vuole camminare insieme. Sopportare. Io vedo adesso, il mio corpo sta sopportando i miei piedi. Oh, com'è difficile questo momento. Io non so in quale piedi stare. E il mio corpo è sconvolto con questo. È vero, ci sono cose che ci sconvolge. Ci sono cose che ci ferisce, che ci fa sentire dolore, che ci toglie la pazienza, ma nonostante sono difficili, non ci possono dividere. Perché se no, nel giorno del Signore, non salirà un corpo spezzato. Dio verrà a portare un corpo intero, completo, vivente. Pietro conviveva, camminava, seguiva, ha ricevuto la rivelazione dello Spirito Santo. Ma nella sua caduta pensò che era la fine. Dio è lo stesso di ieri e sta parlando oggi qua, come ha parlato alla Chiesa dell'amore. La Chiesa dell'amore, Efeso. Ricordati dove sei caduto e ravvediti. Ravvediti, perché se no io verrò contro di te e toglierò di mezzo il tuo candelabro, la tua luce. Fratelli, io sto parlando a gente imperfetta. Io sono un imperfeito parlando agli imperfetti. Ma chi parla qui oggi non è questo imperfeito. È lo Spirito Santo che agisce nella mia imperfeizione, parlando con voi imperfetti, perché ci vuole perfezionare. Lui ci vuole perfezionare. È vero che fino qui
abbiamo cercato di stare, di restare, di rimanere, ma ci sono persone qua che magari stanno pensando, dicendo: pastore, questa situazione non è possibile, non si può più camminare. Con questa situazione non si può seguire. È vero che a volte noi vogliamo agire, vogliamo dire, vogliamo decidere, perché una situazione insolubile è difficile di gestirla, di portarla avanti. È vero o no? Sa quella situazione a casa, quando c'è un litigio e rimaniamo male, uno con la fascia buia, quell'altro con la fascia buia, e uno di là, un altro di qua, e nessuno si parla, e arriva, e passa un giorno, 2, 3, una settimana, e l'ambiente rimane difficile di rimanere. E noi pensiamo: che faccio? Pietro aveva sbagliato, sì o no? Ma chi ha cercato Pietro? A volte noi nel nostro orgoglio diciamo: non ho sbagliato. Non ho sbagliato io, non ho detto niente, lei che mi ha offeso, lei che mi ha detto questo. È lui che mi ha fatto così, è lui che non mi ha trattato bene, è lui che ha agito così. Fratelli, è vero. È tutto vero, hai ragione, ma non so se la ragione ti farà avere pace, e non so se la ragione ti farà vivere le cose soprannaturali che Dio ha riservato per te. Aprite le vostre mani, per favore, e dite così com'è: Dio, forte, Dio ha riservato cose grandi e soprannaturali per la mia vita. Tieni. Dio ha riservato cose grandi, soprannaturali, straordinarie, e che noi non stiamo vivendo, e che noi non stiamo sfruttando. Perché? Perché c'è un impedimento. C'è un impedimento alle nostre preghiere. C'è un impedimento per il nostro digiuno. C'è un impedimento, c'è tanta cosa. Mi fa ricordare adesso del paralitico di Betesda, 38 anni, impedito. Ma Gesù arrivò, sì o no? E cosa Gesù ha domandato? Vuoi essere guarito? Lui ha detto sì o no? Né di sì né di no. Lui ha detto: io sono qui e nessuno mi porta. C'era un impedimento. Quante domeniche tu sei venuto qui? Quanti culti siamo stati insieme, abbiamo partecipato insieme, e la cosa continua la stessa. Perché? Perché tu vai, vieni, vai, torna, ma l'impedimento c'è e continua. Perché molte volte noi non ci permettiamo che questi impedimenti siano levati dalle nostre vite. Vogliamo continuare paralitici. Penso che è più carino. Le persone hanno più compassione.
la tua storia di dolore non può essere impedimento della gloria di Dio. La tua sofferenza quando piccolo non può essere impedimento per la gloria di Dio. Le amicizie che non sono state fedeli non possono essere impedimento perché tu faccia altre amicizie. Le tue delusioni non possono essere di impedimento perché tu continui a fidarsi. Noi pensiamo che conosciamo gli altri e non conosciamo. Un giorno una sorella mi ha detto: vuoi conoscere una persona? Dice di no. I bambini sono così, no? Guarda com'è carino questo bambino, educato. Diglielo di no. No. E noi siamo uguali, sì o no? Vuoi conoscere una persona? Dice no a lei. Quando Pietro si trova sconvolto da quella situazione, dalla sua assenza, dal suo errore, Pietro pensa che finisce la sua storia, il suo ministero. Cosa Pietro ha fatto? Giovanni capitolo 21, la Bibbia dice che Pietro dove è andato? Al mare. È andato al mare a pescare, nudo. Sulla barca. Ma di quel posto Pietro era già uscito, sì o no? Dove Gesù lo ha trovato? Capitolo 5. Sulla barca. Nel capitolo 21, dove Pietro si trovava? Sulla barca, perché è ritornato alla barca, perché ha pensato: con Gesù non ho niente da fare più, lui non vorrà, non mi vorrà, non mi considererà, io non servo più, perché ho fallito. Cosa tocca a me? Ritornare alla mia vecchia vita. È la proposta del nemico. La proposta del nemico oggi è che tu rimanga nel tuo lamento. La proposta del nemico oggi è che tu rimanga nella tua delusione, è che tu dica io non posso, è che tu dica non ce la faccio, è che tu dica non sarà possibile. E questo non è un messaggio di autoaiuto, questo è un messaggio biblico. È come se Pietro dimenticasse o fosse dimenticato della rivelazione che aveva ricevuto. Oh, attenzione qua, tu hai una promessa di Dio o no? Rebascedegassu terebia. Tu hai una promessa di Dio o no? Per la tua casa tu hai una promessa di Dio o no? Ma siamo dimenticati della promessa perché i nostri falli sono tantissimi che ci fanno pensare che è impossibile. Ma il Dio che restaura è qui oggi. Il Dio che ha fatto la promessa è qui oggi.
che non ha aspettato Pietro, ma è venuto all'incontro di Pietro. Io non so, tenete questa parola profetica, scrivetela adesso, mettete in qualche posto, oggi 31 agosto 2025, io non so cosa Dio farà, ma Lui verrà al tuo incontro. Ci sarà un incontro personale di Dio con te. Io non so dove sarà, a che ora sarà, quando sarà, se sarà giorno o notte. Alleluia! Lei mi asterminaia! Ma il Signore sta parlando stamattina dicendo: io ti incontrerò, perché non ti lascerò perso né perire come gli empi. No. Tu hai scelto di tornare indietro e di vivere la tua vecchia vita, ma il Signore sta dicendo: io ti incontrerò, perché sono lo stesso. Sono lo stesso. E la parola dice che lo stesso Gesù e lo stesso Pietro si sono incontrati, ma c'era una differenza. Sa qual era la differenza? Che Gesù era già glorificato, sì o no? Risuscitato. E Pietro? Dov'era Pietro? Com'era Pietro? Come si comportava Pietro? Lontano dalla promessa di Dio. Fratelli, fratelli, fratelli! Pietro era lì a prendere pesci, e la Bibbia dice che in quel giorno 175 grandi pesci. Dio sta dicendo: guarda, mare posso provvedere io, non mi interessa ciò che c'è nel mare, io sono venuto per te. Tu continui con questo tuo lamento: non ho preso niente, non ho preso niente, non ho preso niente. Io sono venuto perché ciò che mi interessa qui sei tu. I pesci comando io. Posso riempire le tue reti. Posso riempire le tue reti. Reti vuote non sono impedimenti per te. Fratelli, queste reti vuote vostre non sono impedimento per il Signore. Lui vuole te. Gesù ti vuole. E Gesù stava parlando allo stesso Pietro in cui ha fatto la promessa, dicendo: tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte non prevaleranno o prevarranno, com'è la parola, Milvia? Prevarranno contro la mia chiesa. La promessa che Gesù ha fatto a Pietro, sei parte della storia. Come membri siamo parte, ma la promessa si compie
nel nostro insieme. Perché desistere? Perché mollare? Perché tornare indietro? Quando noi pensiamo nella nostra insufficienza, è vero, non saremo capaci, come pensavo io, non sarò capace di andare in chiesa oggi. Pensavo come facevo per stare in piedi a parlare. Fratelli, ci vuole sforzo. Non con parole, ma con azione. E Gesù andou, sim ou não? Andou. Jesus caminhou lá, fino a Pietro, e non lo lasciò. Chiudi i tuoi occhi, per favore. Qual è la tua distanza? Da astere mentre fa. Qual è la tua distanza? Quanto tu sei lontano? Quanto sei lontano? Puoi calcolare oggi la tua distanza? Medita hoje in questa distanza. Da te a Gesù, qual è la distanza? Quanto tu sei lontano? Prega hoje e dice: Signore, vedi quanto è distante, quanto è lontano, quanto dista, e che le mie gambe, i miei piedi, la mia condizione attuale non mi fa venire. Chiedi oggi, vieni Signore. Chiedi oggi a Gesù di scorciare la distanza, diminuire la distanza. Lo stesso Gesù che ha detto a Zaccheo: io non so come voi non riuscite a concentrarvi. È la distanza. Una inquietudine hoje, stamattina, è qui, è la distanza. Perché il mio cuore qua è infocato. Ma tu non riesci a concentrarti. È la tua distanza. Ti concentra. È una fatica. Una stanchezza, un male. Ti concentra oggi, che Dio vuole sconfiggere questo male, questi demoni, buttare per terra della tua vita, questo oppressore della tua mente, del tuo cuore, del tuo corpo. Queste catene che ti mantengono prigionieri. Concentrati oggi.
connessione. E per la tua salvezza grida. Per la tua salvezza grida. Dice, Signore, vieni. La tua situazione da vedere da lontano è come quel demoniato di Gadara, che le persone guardano, ma questo non c'è verso. Gesù è qui. Gesù è qui per prendere questi spiriti, questi demoni, mettere tutto dentro di una borsa e buttare all'inferno. Sgridando le potestà, i dominatori. Questo oppressore sulla tua mente, sul tuo corpo. Sgridalo oggi. Tu sei entrato per una brecha, ma tu uscirai oggi. Que tu não hai pace, tu não dorme. Ou tu mangi pouco, ou tu mangi troppo. C'è hoje um disturbo. Ci sono cose oggi che stanno fuori linea. E che Dio vuole mettere lineare nella tua vita. Questa compulsività. Queste inquietudini, mancanza di pazienza, è la distanza. Ci sono persone qua che hanno voglia di piangere, ma non riescono. È trattenuto il pianto qua, sai? Io voglio invitarti qua davanti. Mettiti in ginocchio qua davanti. Tu vai buttare questo male oggi. Ci sono persone qua in questa stanza che c'è qualcosa trattenuta qua, una oppressione qua, non so spiegare, è una fatica. Non piango, non mi concentro, non ho pace. È qui. Tu senti? Alzati adesso nel nome di Gesù e vieni qua davanti, subito, immediatamente. Vieni. Tu non riesci a piangere, tu non riesci a fare niente. È qua trattenuto nel tuo cuore questo dolore, questo male. Piangi perché oggi vai via. Tu sarai libera. Alai haste. Hastu. A volte Satana vuole lasciarci prigionieri. Oh, basta. Basta di questa prigione. Noi siamo in un ambiente spirituale. Tu, Pietro, che hai una promessa, sei dimenticato di questa promessa e perché la tua vita è diventata un fallimento spirituale, tu pensi che non hai più verso per te, che non ha più soluzione. Gesù viene a tuo incontro dicendo, la promessa è in piedi. E se tu vuoi la restaurazione, scendi di questa barca, vieni qua. Ci sono persone qua che si sono spogliati, vivono sulla barca e hanno tornato alla vecchia vita. E devono tornare hoje. Segura esse menino aí, para depois não suceder uma coisa spirituale qua, perché siamo in una battaglia e ci sono frecce. Vieni qua, tu che hai mollato nella tua chiamata spirituale. Vieni qua. Tu che hai mollato nella tua chiamata spirituale. Guarda che quando le persone ti guardano, vedono proprio la tua condizione, ma come Gesù è grande che ti vede diversamente.
Gesù ci vede diversamente. Fratelli, non abbiamo tempo. Si alzi e venite qua. Non voglio portare questo culto fino all'una perché questa è una questione immediata di liberazione. Stamattina Gesù vuole fare liberazione qua. Vieni perché questo oppressore deve uscire dalla tua vita. Questa situazione deve uscire dalla tua vita. Io mi ricordo che la pressione era così grande che veniva quella compulsività. Sono le frecce, tutto questo è freccia. Chi è connesso sta capendo. Sono le frecce. Mettiamoci in piedi e chi vuole venire venga. Gesù è qui come in Bethesda. E non c'è solo questa sorella. Manco tu qua. Ma o tu scendi di questa barca di orgoglio o la tua situazione è la stessa. Hai rotto il rapporto, sei lontano e cosa tu vuoi più? Cosa tu vuoi più? Sono le corde che trattengono le persone così. Ma quante legami, quante legami. Ma Gesù è venuto all'incontro, no? Gesù, tu conosci la mia struttura. Tu conosci la struttura del mio corpo fisico. Tu conosci la struttura del mio spirito, della mia anima. Tu mi misuri con una canna da misurare. Come l'angelo che era lì in Ezechiele, che misurava il tempio con una canna da misurare. Dall'interno, dalla porta all'altare. Tu hoje sei qua com uma cana da misurare. Tu está misurando Caterine, Herve, Mara, Josiane, Michel, Anne, Marina, Danila, Daniela, Maurício, Wallace, Rick, Esmeralda, Elza, Milvia, Narge, Gladys, Marlene e me. Questa cana tu stai passando e ognuno di noi a misurare. Tu stai vedendo la nostra struttura. E tu sai, Signore, la nostra condizione. Gesù, dentro di me si accende un sentimento di indignazione per dire: come mai questa persona non si muove? Ma tuo spirito soffia dentro di me un altro sentimento. Fa fruire quest'altro sentimento. Non di rabbia, ma di compassione hoje. Quando Gesù guardou quel paralitico sugli occhi, Gesù aspettava che quel paralitico saltasse immediatamente e dicesse: sì,
voglio essere guarito. Ma quel paralitico ha raccontato la sua storia, i suoi impedimenti, ma Gesù guardò sugli occhi, guardò sugli occhi e ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina, sia guarito. Libera. Sia rinnovata adesso nel nome di Gesù. Sia rinnovata adesso nel nome di Gesù. Sta uscendo questa cosa che era qui dentro. Sta uscendo. Sì, sta uscendo. Sta uscendo questo male che ti tratteneva. Sta uscendo, Marlene. Apri la tua bocca. C'è oggi, le catene si spezzano. C'è oggi un rinnovamento spirituale per la tua vita. C'è oggi, si butti, si quer. Chi vuole si butti. Se fosse io in Bethesda, stava a guardare quel paralitico dicendo: tu parli solo male degli altri. Tu hai solo storia per raccontare. Tu hai solo storia per raccontare, não é così? Tu hai solo storia per raccontare. Ma la domanda, Gladys, oggi non è storia. La domanda è: tu vuoi essere guarito o no? Sia guarita. Delle ferite, dei dolori, dei traumi, dell'abbandono, del rifiuto, di tutto ciò che è dentro il tuo cuore, che ti trattiene, che trattiene il tuo cuore. E che molte volte vuole inondare la tua vita, il tuo cuore, ma oggi con lo sguardo di compassione Gesù ti guarda e dice: prendi il tuo lettuccio e cammina. Tu camminerai. Tu camminerai, Gladys. Io scrivo una nuova storia per te. Una nuova storia, Gesù sta dicendo: io sto scrivendo una nuova storia per te. Tu credi, Gladys? Lui sta scrivendo una storia per te. Quando noi ti guardiamo, io ti dico la verità, noi guardiamo te come la paralitica, ma oggi il nostro sguardo sarà cambiato perché chi ti sta mettendo in piedi è Gesù. Sia guarita nel nome di Gesù. Cammina. Ci sono più? Io sto camminando qua. Mattina di liberazione oggi qui. Ma io potevo andare da te, ma Dio ti aspetta qua. Gesù è andato fino alla riva, ma non camminò sulle acque e né salì sulla barca di Pietro. Pietro ha dovuto buttarsi e venire all'incontro di Gesù. Sì o no? È qui, nell'altare di Dio l'incontro. Vergogna continuare come tu stai. Questo che Satana sta mettendo nella tua testa, vergogna, è continuare. Non accetta, mandalo via, sgridalo. Tutti noi paralitici, tutti noi. Oh, Harasturimikai! Tutti noi. Non c'è un perfetto. Oh! Non c'è un perfetto, tutti paralitici. Qui è la piscina dei paralitici. Tu stai pensando che hai perfezione? Ah.
e ci guardiamo uno, si guarda l'altro così, guarda, questo fratello com'è, quella sorella com'è, quello com'è, questo non viene in chiesa, quello è arrivato tardi, quello è venuto così, quello è così, ma il Dio di compassione è qua dicendo oggi voglio mettere fine nella tua storia. Ehi, vai via Satana, ti ho visto. Era mesmo lì, così, su, il colo. Terra, l'ombra, sturiminavia. Quando guarda, tu dando um saluto qua, cosa pensano loro? Quando ti guardano, cosa pensano? Paralitico, perché vedi solo i nostri limiti, siamo pieni di limiti. I tuoi limiti sono tanti, Maurizio, tanti. Ma Dio è grande. Tu vuoi essere guarito? Sia guarito nel nome di Gesù. Nella tua vita si sbloccherà il ministero che è bloccato. Tu hai desiderio, ma è bloccato. Ma oggi tutta la tua paralisi spirituale si sblocca e finisce nel nome di Gesù Cristo. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. La tua paralisi non esiste più. Ciò che ti tratteneva non ci sarà più. Sblocca oggi. Sblocca oggi, Senhor. Sblocca oggi qua il ministero di quest'uomo. Che lui sia un sacerdote che coinvolga la sua casa. Oggi fa una fila di oppressori, di spiriti di demoni che battono in retirada, che vanno via oggi. Libertà oggi, nella tua mente, nel tuo corpo, nel tuo cuore, nelle tue mani, nei tuoi piedi. Libertà nel nome di Gesù. Alleluia! C'è qualcuno che vuole ancora? Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Spirito, bota lá. Riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia voce adorarti. Il mio cuore voglio a te.
davanti al tuo altar. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Metti il playback, il karaoke, e noi cantiamo insieme. Io, fratelli, Dio mi ha dato ordine di fare una cosa qui. E io farò. Amém? Non guardate la busta, che vale il contenuto, ok? Perché a volte guardiamo la busta e ciò che vuole il contenuto. Ma io vorrei invitare alcune persone qua davanti che canteranno questa canzone con la Chiesa, ma qui davanti. Amém? Glória a Dio. Aleluia. Alleluia. C'è un'opera di Dio per succedere qua oggi. Dio con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come sale sorge. Vem, Priscila. Vem qua. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare da
davanti al tuo altare, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Spirito, riempi la mia vita, Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, davanti al tuo altare. Quanto vale la tua auto? Su Noi
Alleluia. Pietro, Gesù ti ha perdonato, Pietro. Vai, continua e fai l'opera del Signore. Che Dio ci benedica, che possiamo continuare avanti servendo il Signore. E vorrei dire ai fratelli che la preghiera qua di la mattina, dove noi saremo in preghiera, sarà, abbiamo pensato di fare sempre venerdì, ma come noi siamo già qua per il progetto, noi faremo nel giovedì mattina la preghiera qui. Quindi invece nel venerdì noi abbiamo solo il culto di sera alle 5, ok? Nel venerdì sera abbiamo il culto delle donne, ma il proposito di preghiera sarà nel giovedì mattina, dalle 9 alle 11, tutti i giovedì dalle 9 alle 11, ok? Saremo con questo culto di preghiera, là mercoledì e qua giovedì, a Scandisci mercoledì e qui giovedì, ok? E ci sarà il programma su social della Chiesa, e hoje nós gireremo per tutti il programma della Chiesa di settembre. Che Dio vi benedica, ringraziamo il Signore. Vorrei invitare Diacono Maurizio per fare questa preghiera e dopo noi finiamo con la benedizione degli Apostoli. Saluto la Chiesa con la pace del Signore Gesù. Ringraziamo il Signore. Signore Gesù, noi ti ringraziamo della tua presenza, della tua misericordia che oggi hai dato a noi, la benedizione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, da tutti i peccati. Darci una buona settimana. Risolvi i problemi, Signore. Aiutaci in ogni angolo della nostra vita. Aiutaci, Signore, a onorarti, a pregarti, a ringraziarti di questa opera che fai per noi, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa che oggi hai fatto per noi, per le guarigioni, per la benedizione di noi, delle nostre famiglie, dei nostri figli. Aiutaci, Signore, in ogni cosa che abbiamo bisogno. Grande è il tuo nome, grande è il tuo regno. Signore, ti ringraziamo. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Padre. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Che Dio ti benedica, una buona settimana. Mercoledì alle 7 abbiamo lo studio biblico e vi aspetterò qui per una serata di benedizione nella presenza del Signore. Dio vi benedica.